Il governatore Schifani si dichiara deluso da 3 dei suoi assessori e stamane sulla Stampa non le manda proprio a dire. Di fatto Schifani non vuole vanificare il successo avuto dal centrodestra e dal suo partito in Sicilia alle ultime elezioni e date le pesanti emergenze che su vari fronti si registrano nell'isola, identifica e non tace alcuni assessorati che a suo dire non hanno lavorato, sono parole sue, costruttivamente tra di loro e soprattutto non informandolo sulle ricadute dell'adozione di alcune decisioni sulla Sicilia e sui siciliani. Lo hanno dunque deluso l'Agrigentino Roberto Di Mauro, assessore all'acqua e ai rifiuti, Elena Pagana, assessore al territorio e ambiente, e Mimmo Turano alla formazione. Entro luglio, come già da tempo si sa, avverrà il rimpasto e alla luce di quanto dichiarato ci si chiede se il governatore non possa decidere di dare il foglio di via ai 3 assessori che cita. Certamente la situazione politica è incandescente perché dopo la scelta di Marco Falcone di approdare in Europa si deve intervenire sul bilancio designando un nuovo assessore che Schifani si affretta a chiarire che non sarà Armao come tanti credono, mentre su Giovanni La Via non si pronuncia e sostiene che la scelta dovrà ricadere su figura di comprovata esperienza in ambito economico, ma conferma con chiarezza che Edi Tamaio rimarrà alle attività produttive. Poi spende parole di celato apprezzamento per Luca Sammartino, l'assessore all'agricoltura leghista, al momento sospeso per vicende giudiziarie, e dice mi manca, mentre dovrà dare conto alla DC di Cuffaro, a Saverio Romano e in particolare a Forza Italia, che con il suo strepitoso risultato avuto nell'Agrigentino, anche se il maggiore artefice del successo, l'onorevole Riccardo Gallo, politico navigato e abile nella gestione di rapporti attenti e mirati a non urtare bilanciamenti ed equilibri, non lo ha mai chiesto, si attenderebbe un riconoscimento in tal senso. I tempi sono di fatto maturi e vedremo, ma resta l'incognita Roberto Di Mauro. Riusciranno Lombardo da un lato e Gallo dall'altro, considerato che per le europee Di Mauro ha sostenuto la lista forzista, a salvargli la restante parte della legislatura come assessore? Le mediazioni sono in atto.